20 componenti del PDL di Favara, tra cui consiglieri comunali eletti e non, consigliere provinciale e coordinatore Movimento Giovanile Giovane Italia, esprimono piena soddisfazione per la scelta alla candidatura a presidente del Consiglio Comunale del consigliere Leonardo Pitruzzella, alla sua seconda esperienza tra i banchi d'Aula Falcone e Borsellino. Ricordiamo che la prima riunione della nuova pubblica assise si svolgerà domani mattina alle ore 10. Cambiata la location, la riunione si svolgerà nella sala del Collare del Castello Chiaramontano anziché nell'Aula Falcone e Borsellino di Piazza Don Giustino. La scelta di candidare a presidente Leonardo Pitruzzella, scrivono nella nota, scaturisce da una previa consultazione con la base del partito, con il gruppo di Giovane Italia, con i candidati nella lista del PDL nelle recenti elezioni amministrative e da una riunione con i consiglieri comunali eletti, i quali hanno dato pieno mandato al coordinatore provinciale del PDL, onorevole Inno Bosco, di individuare la figura che meglio potrà, attraverso l'esperienza, la moderazione, la competenza, la mediazione, ricoprire la prestigiosa carica di presidente del Consiglio Comunale favarese. Il partito, scrivono ancora i 20 componenti, reduce da un notevole successo elettorale che passa anche dalle elezioni a sindaco di Sasà Manganella, esprime piena fiducia al parlamentare favarese e nella piena condivisione della scelta effettuata augura un in bocca al lupo al candidato alla presidenza del Consiglio Comunale Leonardo Pitruzzella. La nota integrale è stata pubblicata sul nostro portale siciliatv.org.